Buona domenica a tutti intanto. Grazie dell'invito, sono contento di essere qui perché qui ho giocato a calcetto. Io gioco ancora a calcetto, grazie a Dio. Il fisico me lo consente, un Dio soprattutto. Perché ho insegnato part-time in questa scuola 2 mattine alla settimana per 15 anni, e mentre insegnavo a Ca' Foscari e nella facoltà di teologia al Trivento a Padova, dove insegno scienze religiose, dove insegno da 25 anni. Poi a Ca' Foscari ho smesso nel 21 perché ho avuto credo di aver avuto una bella fortuna didattica, credo, da quello che mi dicono i ragazzi. Insomma, adesso parlarsi addosso si va male, però non ho per niente avuto altrettanta fortuna accademica, ma venuto via da Ca' Foscari nel 21 mi hanno chiamato alla facoltà di psicologia dell'Università Salesiana, lo IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Pontificia Università Salesiana di Roma. Quindi insegno lì, insegno a Padova, insegno all'Istituto Teologico di Pordenone e insegno part-time in una scuola a Treviso, che è un professionale, quindi più che altro faccio rappresentante perché faccio 1000 km a settimana in macchina. E a calcetto non posso esograre perché giocano di martedì i miei compagni, io finisco la lezione, arrivo a casa alle 9, le massa tardi da Pordenone. E quindi questo è intanto un dato. Sì, ho pubblicato un po' di roba scientifica, sì, abbastanza. Quello di Parigi è il professor Ivo Diamanti, grande politologo, io sono uno dei suoi primi laureati. Poi io ho il dottorato in filosofia e scienze della formazione all'Università Ca' Foscari di Venezia e il dottorato in filosofia al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. E questo significa che io morirò ignorante, sicuramente, questo non c'è nessun dubbio. Vorrei morire meno ignorante di certi soggetti che vedo ogni tanto in giro. Mi hanno chiesto di parlare di giovani. Sentite Giancarlo, se non ti... Ah, facciamo il video adesso. Buono. Ok, poi... Possiamo andare? Sì, ma... Allora, tengo questo in mano. Mi sentite lo stesso? No, tengo questo. Vengo giù perché sono abituato a stare in piedi. Perché tanto il tema è terribile. Ieri pomeriggio ho avuto un alterco, poi bello, insomma, con una ragazza brava che interviene sempre durante il corso, che è un corso, si chiama Teologia dell'Educazione, perché lì alla facoltà di psicologia insegno area filosofica teologica. Mi sono inventato a parlare del 68 e dopo lei ha detto che la rivoluzione sessuale è stata importante perché c'è stato poi l'aborto, che è un diritto a tutela del suo corpo. E io ho detto, ognuno pensa come vuole, però sappia che dopo 15 giorni inizia a formarsi il cervello, dopo 5 settimane il cuore batte, dopodiché fai quel che vuoi, molto semplicemente. E lì si è insegnato un meccanismo incredibile a proposito di giovani, su una serie di relativismi, si chiamano relativismo gnoseologico, riguarda la verità, la conoscenza; relativismo etico, riguarda ciò che è bene e ciò che è male, morale; relativismo estetico, riguarda ciò che è bello e ciò che è brutto. Per esempio stamattina mi arriva una mail con della roba bruttissima che faranno il 9 aprile a Milano in uno di quei postacci per lo spappolamento delle nuove generazioni, e che c'è un gruppo terribile che canta contro il cristianesimo, non mi ricordo il nome, non mi interessa, che erano orribili da vedere, proprio, ma una roba orribile da vedere, proprio brutti, poi uno pensa come vuole, ma brutto. Sì, non è come dire Leonardo e Michelangelo, sappiamo bene, no? Che vita avevano, ma questi qua hanno curato il bello, mandato il bello in giro per secoli, o no? Il bello, salvaguardato il bello, o no? Allora, mi ero portato via un articolo che avevo fatto, che ho pubblicato recentemente,
perché non posso parlare di tutto sui giovani ovviamente, tantomeno farlo in mezz'ora, cioè quel che mi viene il meno possibile, perché voi avete parlato di cose belle, cantato cose belle e io non vorrei rovinare la vostra giornata. Ho anche promesso di essere misericordioso, visto il Vangelo di oggi, cosa che io normalmente non sono. Quindi sto cercando di fare in modo di essere il più misericordioso possibile. E c'era un dato sulle ricerche sociologiche, Franco Garelli, Roberto Cipriani, grandi professori, li conosco personalmente, un dato che mi ha colpito, perché qua siamo anche in un ambito cattolico, no? Mi ha colpito questo dato, la generazione senza, perché il 35-40%, ultime ricerche nazionali, dei giovani fino ai 34 anni si dichiara ateo, 35%, senza Dio, senza spiritualità, senza preghiera, e loro hanno aggiunto spesso anche senza lavoro. 35% mi colpiva questo dato qua, volevo partire da lì. Poi ieri sera con la pista con Alberto, che tu conosci, che è un dirigente su ambiti educativi, potrebbe avervi raccontato, l'avevo invitato a venire perché vi raccontasse giovani e lavoro, non si può parlare di tutto, giovani e lavoro, 16% di giovani che non studia e non lavora, i NEET li chiamano, non sapevo neanche io. Che poi c'era un artigiano con noi che ha detto che è andato uno la settimana scorsa, che gli ha detto avrei bisogno di lavorare, e lui ha detto va bene, gli ha detto ti prendo, ho bisogno, e gli ha detto quanto mi dà di stipendio? E lui, che un refrain che sento dire ogni settimana, lui ha detto cos'è che sai fare? Niente, fatti, gli ha detto. Però, siccome poi si sta attenti, perché ripeto, io non posso essere sistematico, in verità non lo sono mai, ma io ho studentesse e studenti che il sabato e la domenica vanno a lavorare, chiaro? Quindi giovani, perché io ho un pregio, quello sì me lo dico, non ho mai detto quando eravamo giovani noi. Io adesso li prendo in giro i ragazzi, io sono metà a scuola, part-time e metà all'università, in 3 sedi, ahimè, va bene. Li prendo sempre in giro per i loro tagli di capelli, no? Il fungo, loro si divertono, ho dei mandoloni più alti di me. Si divertono, è bello ieri, si è fatto il fungo, però quando penso come eravamo noi, sembravamo dei cocker, con le Marlboro qua per attirare le ragazze, io sono rimasto scapolo, pensati, le Marlboro qua, eravamo dei deficienti. Quindi io tendenzialmente voglio proprio bene ai giovani, davvero, perché ho la fortuna di essere in mezzo ai giovani, mi mantengono giovane, mi invitano a giocare con loro. Però ci sono delle confusioni, insomma, ci sono delle confusioni, secondo me. E queste confusioni riguardano questi relativismi che ho indicato prima. Ma questi relativismi hanno un'origine. Allora io adesso vi metto lì 4 quadretti, ve li metto lì. Ci vorrebbero le slide, come dicevano le vecchie signore del 23, dove andavo io a prendermi le sigarette, le slide. Cioè, le slide sarebbero utili in questo caso. 4 momenti e vi dico dove vorrei andare a parare, perché vi dico quello che so, un posto di quello che non so. Tenuto conto di questa premessa, che non è i giovani, ci sono giovani in gambissima, meravigliosi, c'è gente sfortunata, li chiamiamo così. Allora la prima è questa qua. La sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti che governano la città. La sapienza. Non esiste sulla terra un solo uomo che faccia soltanto il bene e che non pecchi. Ancora, non far caso a tutte le dicerie che si fanno per non sentir che il tuo servo ha detto male di te, perché il tuo cuore sa che anche tu, tante volte, hai detto male degli altri. Primo. Secondo, più sintetico, educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto.
terzo, relativismo gnoseologico, relativismo etico, relativismo estetico. Terzo, sapete voi che l'umanità può sopravvivere benissimo senza l'inglese? Benissimo. Voi dite come? Benissimo. Senza i tedeschi e senza i russi. Senza la scienza e persino senza il pane. Soltanto l'umanità non sopravvivrebbe senza la bellezza, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo. Quarto, mediante la sua partecipazione attiva, reale, naturale a una comunità di affetti o di destino che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice. Nell'ordine Coelet, figlio di Davide re di Gerusalemme, Aristotele, Etica Nicomachea, Dostoevskij, i demoni, Simone Weil, la prima radice. Potrei andare avanti, ma questo qua è un percorso. Questo percorso a partire dalla sapienza, che è più di Sofia, è più di Sofia, sapienza creatrice. O il Geist creatore, direbbe uno bravo come Edmund Husserl. Questa roba qui, fino a Simone Weil, che attenti qua perché generazioni, non era questo il tema, dopo i linguaggi, ma quello che penso io. Mediante la sua partecipazione attiva e naturale a una comunità di affetto del destino, certi tesori del passato e certi sentimenti del futuro, l'essere umano è una radice. Agostino diceva: non esistono tre tempi ma un tempo solo, il presente del passato o memoria, il presente del presente intuizione, il presente del futuro attesa, tutti uniti, che vuol dire in termini antropologici, passato, presente e futuro in termini di uomini, cosa vuol dire? Cosa dovrebbe voler dire un tempo solo? In termini di relazioni. Tra chi? Passato, presente e futuro. Vecchi, noi e chi verrà. Legame antropologico d'amore tra generazioni. Questa roba qui, a partire dalla sapienza, è stata demolita. Come minimo dall'età dei lumi in qua si è compiuto un massacro sul concetto di persona, che in Occidente è divenuto diverso dall'accezione greca. Persona in Occidente, citavo un Husserl ieri pomeriggio, dopo si sono calmate le ragazze, è intima relazione di corpo, mente e spirito. Questo è persona. E dai lumi in qua si è operato, ahimè con largo successo, per demolire la parte spirituale. Io sono convinto di questo. Perché i lumi pensavano che, intanto avevano una certa idea di Dio, chi ce l'aveva? Chi non ce l'aveva era ateo. I lumi sono quelli che dicevano non esistono limiti al perfezionamento delle capacità umane. Jean-Antoine-Marie Nicolas d'Artois, marchese di Condorcet, non c'è limite, perché il sapere dell'uomo, il sapere che produrrà l'uomo, un sapere scientifico, ci darà un futuro meraviglioso. Non sto scherzando, questo dicevano i lumi. I lumi e il loro, come dire, e la loro estensione tecnocratica che si chiama positivismo scientista. Condorcet è morto suicida, quindi siamo stati in mano, dopo che n'è stato quell'altro tedesco con qualche disturbo mentale, che è interessante, devo dire, lui è interessante perché insomma io so quel che dico, lui è interessante, so quel che dico del mio ovviamente, per amor di Dio, non vado mai dai muratori e dico che deve fare, sono per carità. Interessante, anche abbastanza attuale, ma lo dico dopo, insomma. C'è stata questa erosione, no? Questa erosione, scienza basta su tutto. Tanto che Husserl è uno che tenta di inventare una filosofia nuova per dire no, c'è il tempo della scienza che non è il tempo dell'uomo.
perché il tempo dell'uomo è fatto d'altro, non si può meccanizzare tutto. La ragione scientifica la criticava anche un certo Weber, altro genio, il quale diceva: il mondo moderno, il nostro mondo è disincantato, Entzauberung der Welt, disincantamento del mondo. Facciamo i conti su tutto. Il mondo semplice è un mondo che ha un rapporto diretto e non utilitaristico con la natura e con gli altri, noi facciamo i calcoli su tutto, ma, dice Weber, pretendere che l'idea di ragione umana si schiacci, si azzeri sul piano della razionalità tecnoscientifica è un'operazione di per sé irrazionale. Ripeto, quello è difficile, perché i ragazzi mi guardano sempre così, mi tocca ripetere. Pensare che la ragione che conta, l'ho detto così, detto perché bisogna onorare Weber, detto così, l'unica ragione che conta è quella scientifica, le sue applicazioni tecniche, il resto non conta niente. Okay? Pensare questo, dice Weber, è irrazionale. Perché? Perché scienza e tecnica ci possono aiutare forse a risolvere problemi, ma la scienza e la tecnica non ci dicono quello che è bene e quello che è male. Non possono dirci quello che è bene e quello che è male. Dicevo ieri pomeriggio, perché se è così, le facoltà di psicologia, di teologia e di filosofia, impolserarle e buttar via le ciave. Hanno ragione gli scienziati, punto. E i tecnici, che fanno anche cose utili, perché non sto qua a demolire nessuno. E vedete, la perdita è che si sta da una parte o dall'altra. L'aveva detto Aristotele, da una parte. Mentre quando Emanuele Kant, dovrei discutere anche di questo, ma lasciamo stare, quando Emanuele Kant dice: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, scritto sulla sua tomba. Cielo stellato sopra di me, legge morale dentro di me. Mette assieme la passione per la ricerca scientifica e l'umanesimo, capito no? Il cuore, la filosofia, il pensiero, lo mette assieme, non c'è opposizione. Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, con i miei colleghi, non è compatibilità tra scienza e fede. Tant'è che adesso si chiama scienza della formazione primaria, si chiama pedagogia. Se unicamente il suffisso scienza non conta niente, in alcuni casi in effetti non conta niente. Come quei casi, ad esempio, salto in avanti ma non importa, ad esempio dove queste signorine che si laureano fanno delle ricerche perché devono educare alle parità di genere, qua io comincio a non capire però, faccio più fatica a capirle. Ai bambini dell'infanzia, orientamento sessuale, non sto inventando niente, non sto inventando niente. Mi limiterò nei termini, farò solo questo sforzo perché ho fatto una promessa. Di solito quelli che mi ascoltano sento altro, perché mi va il sangue alla testa. Perché i bambini, lo diceva anche il tedesco di prima, quello lì con qualche problema, i bambini hanno una razionalità in potenza, hanno il loro mondo fantastico, crescono attraverso la favola, il gioco, il canto, l'imparare facendo. L'aveva spiegato perfino quel ginevrino lì che è diventata la guida della pedagogia del Novecento e aveva 5 figli tutti in orfanotrofio, non mai capito. Rousseau, non mai capito. Vabbè. Un po' di sfortuna, povero, è vero, non era male neanche lui, a onore del vero, ma vai. Allora, i bambini lasci stare, i bambini vanno protetti. Sia che tu pensi che qualcuno ha detto che scandalizzerà uno di questi miei piccoli, meglio per lui che si mette una macina al collo e si butti nel mare, e siccome chi l'ha detto secondo me conta, era parecchio intelligente anche, sia per chi non pensa questo, i bambini lasci stare. Così come dovresti, perché il problema è, se avessi fatto vedere il video lì, il problema è, noi giovani, il problema è quella generazione lì che è anche la mia o quelli prima di me, cosa hanno lasciato a questi giovani qua? Cosa che mi hanno lasciato? E arriva dentro educazione all'affettività, terza superiore, 15-16 anni, una lavagna con scritto di tutto, sembrava un film porno. Ho fatto l'ira di Dio, i ragazzi mi conoscono, cosa sarebbe questa roba qua?
È andato all'ostetrica, gli ha detto tema, ripeto, terza superiore, questa è l'educazione che si dà ai giovani, questa qui. Il tema era ingredienti per un rapporto sessuale soddisfacente. Allora io ho detto ai ragazzi, dovete dirmi una roba, perché io poi faccio il disastro, ma dovete dirmi una cosa, voi siete delle capre d'accoppiamento, voi siete caprette d'accoppiamento, perché sapete è venuto qualcuno a santificare il corpo qua, che non vuol dire che siamo tutti i preti e i frati o le suore, anche in altre culture c'è per esempio la castità, c'è l'attesa. So che gli studenti mi dice professore, ma so che lui mi dice robe qua, vabbè, io faccio quello che devo fare. Perché poi ci sarebbero anche quelli che devono fare la religione cattolica, perché sono i miei studenti, li insegno io a loro. E ho un bel po' di giovani, veramente una meraviglia, sono contentissimo, bravi, proprio bravi. E qui come amiche. Perché insegnando a 25 anni di facoltà teologica e avendone fatto 18 a Ca' Foscari, ogni tanto per i ragazzi, ma cosa facevi ai superiori? Religione? Io dico solo questo perché mi dispiace, perché poi è faticoso. È faticoso anche chi ha 18 classi, è faticoso, mi rendo conto, adesso ripeto, cerco di essere il più prudente possibile perché... Però vi assicuro, io ho avuto pochissimi studenti che mi hanno detto che mi hanno parlato bene degli insegnanti di religione. Pochissimi. Il professore di mio figlio Giuseppe cambia perché non fa niente, gli fa vedere film, ma non uno. Che bisogna stare attenti, questa cosa qua è pericolosa, per questo i miei studenti giovani che sono motivati, gli dico state attenti e testimoniate, perché puoi parlare di tante cose annunciando Gesù Cristo, non è fare il catechismo. Perché questi qua, quelli che non hanno fatto questo, io non li giudico sul profilo lavorativo, non mi interessa, l'unica cosa che ritengo di dire e sono convinto, non hanno raccontato ai ragazzi la storia più bella del mondo. La storia più bella del mondo, quella di Gesù di Nazareth, che ha incantato fior di non credenti, atei appartenenti ad altre culture. Capì come? Da Gandhi fino a Massimo Cacciari. Chiaro il concetto? Questa è una grave omissione, perché il problema è cosa abbiamo dato noi ai giovani. Questo è il problema. E c'è stato poi lo sconquassamento etico, perché appunto qualsiasi cosa va bene. Ora perdonatemi, io faccio dei riferimenti del mio mondo, perché il mio mondo è quello dell'università e della scuola, altro so così qualcosa, ma mi dispiace anche farlo, però senza fare polemiche domando a voi, se io fossi un maestro delle elementari, dato che oggi i bambini, quando gli fa la prima comunione, gli regala Teresa d'Avila o Giovanni della Croce, ma gli regala lo spapolo neuroni, cosa che se fossi io a governare, vi garantisco, per ogni nonna, zio che fa questo, non gli farei nulla di male, vi impedirei di votare per i prossimi 10 anni, semplicemente questo, nient'altro. Per il danno atroce che viene fatto, perché 20 anni fa in questa scuola venne uno che aveva la mia età allora, dal Ministero, a dirci che dovevamo digitalizzare. E io gli dissi, guardi che c'è Giovanni Sartori, professor Sartori, agnostico, ha scritto Homo Videns. Io, Sartori, anche i miei colleghi, sì, conservatori. Dipende l'uso che ne fai, mi ricordo, l'uso che ne fai, il coltello di Platone lo pianto in pazza la dottoressa, o tagliamo il salame, l'uso che ne fai. Un massacro è stato. Sartori aveva detto state attenti, ci sarà una regressione visiva e pulsionale come Andreoli, attenzione. La somma positiva del sapere è data dal sapere vedendo più quello che non si vede. Se tu torni a vedere e basta, somiglia a quello che facevi i graffiti. Massacrata la memoria. Lo diceva Sartori, non contava nulla, lo dicevo io, non conta nulla, adesso lo dicono i neuroscienziati. Attenzione, impoverimento cognitivo. Perdita di linguaggio, pensiero e memoria, questo qui stiamo facendo ai giovani, non sono idee mie, Dopo ognuno pensi quello che vuole. Però mi ha detto ieri un mio studente, professore, cos'è che pensa? Perché mia amorosa fa scienza e formazione, un'altra volta che ho detto, scienza e formazione audio, fare il gioco
Il gioco solo con i computer, allora lì a destra hanno giocato con i bambini solo con i computer. Lei cosa pensa? Io dico, sono stato in un grosso convegno recentemente, perché mi metteva un po' in giro, non so perché. Sono stato in un grosso convegno e questo preside, bravo, bravissimo, diceva, ma sono uscito da preside, mi scusi, vorrei fare una testimonianza per il IV-V secolo avanti Cristo. L'insegnamento secondo me rimane socratico. E le faccio solo un esempio, se lui non lo sapeva. Voi vi ricordate 10-15 anni fa i grandi paesi del nord, quelli avanti, quelli che è sempre avanti, quando facevano vedere nei telegiornali i professori a scuola e superiori col computer in mano, ve li ricordate? Col computer in mano, nessun libro. Sapete cosa stanno facendo adesso? Non ho visto, dico cose vere, Sapete cosa stanno facendo? Gli stanno prendendo i libri, perché formare deficienti non conviene. Cioè le società, quando io faccio le gare con i ragazzi dico, ascolta benissimo, a scuola, all'università no, a scuola, all'università ne parlo. Domani ti interrogo, tu studi sullo scopolo a neuroni grande, questo qua, questo è lo scopolo a neuroni grande, quell'altro è quello piccolo, e tu studi sul libro, parola d'onore però di scout. Ero un esploratore a proposito, però ho fatto 3 anni soltanto. Parola di scout, mi raccomando, dopo un'ora o 2 viene il professore base sui libri, perché tu lo usi bene se vuoi quello come una biblioteca, però ti devi scaricare il materiale, lo stampi, no? Come facciamo tutti, e allora diventa un libro, tra virgolette. È un fatto proprio naturale. E dopo questi giovani sono pochi. Vi ha detto il professor Dotti, che giustamente aveva chiamato, bastava lui. Adesso dice, mamma mia, non sapeva, bastava lui. Che poi giustamente lui ha detto, mi ha costretto a fare questa cosa, non la faccio mai. Però mi sono divertito molto. E lui ha detto una cosa, vi ha detto, il mondo occidentale scientista, tecnoscientista, col futurismo ad esempio, no, ha fatto sì che noi avessimo fiducia nelle macchine, no, in tutte le macchine, tanto che noi ci ricordiamo i nomi delle macchine, vi ha detto, sì o no? Noi i nomi di chi salva la vita. Adesso è diverso ancora. Adesso la cifra di quest'epoca qua è che la gente si ricorda e attribuisce fama e danari, attenti attribuisce fama e danari a gente, soggetti innominabili che vivono di cose schifosissime. Perché adesso, non so se veramente ci credeva quel tedesco malato di mente, però adesso trionfa l'orgia dionisiaca. Allora hanno fama e danari coloro che vivono di porcherie assurde, innominabili, e non chi salva la vita, chi si occupa di cose belle, avete capito? Lo dicono per tutti gli studenti, anche quelli favorevoli all'aborto, devo dire che sono d'accordo, sono tutti d'accordo, per fortuna. Perché questa qua è la cifra di un'epoca, non serve neanche a scomodare filosofo, sociologi, non serve niente. Questa è la cifra di un'epoca, di quello che consegni ai giovani. Perché credo che non si abbia il coraggio di restituire quello che andrebbe restituito, la memoria del passato, che non vuol dire fermarsi al passato, perché è impossibile, ma vuol dire imparare a governare i mutamenti, a governare quello che cambia. Chiaro? Sono anche pochi poi i ragazzi, adesso sono problemi perché arrivano altri ragazzi, perché sono nati 350.000 bambini contro 1,3 milioni quando sono nato io, perché ogni bambino da 0 a 5 anni, 0,5, ci sono 6 ultra 65 anni, perché con 7 anni di anticipo sulle proiezioni demoscopiche, 7 anni di anticipo, hanno superato le proiezioni demoscopiche, dato che ci sono 200 ultra 65 anni ogni 100 bambini da 0 a 14 anni, quindi fra 15 anni sarà una casa di riposo a cielo aperto questa qui, arrivano ragazzi di altre culture. Non è sempre facile integrare, ma anche sul discorso di altre culture, che è complicatissimo e che faccio in alcuni corsi, delicatissimo. Sono contento quando vedo dei ragazzi magrebini che mi salutano comandante, perché io ho certi precedenti non penali, e sono contento perché forse qualcuno di loro va nei carabinieri. Beh, guarda, mi si apre il cuore,
perché quando qualcuno di questi ragazzi qua di origine straniera va nei carabinieri o nell'esercito vuol dire che ama questo paese, avete capito? È una cosa bellissima, secondo me, bellissima. È faticoso perché c'è chi non si adatta, perché bisogna essere seri, dire la verità, però bisogna lavorare per questo, ok? E avrei voluto portarvi qui una mia laureata, che è di Conegliano, so che adesso è in cooperazione in Senegal, è parecchio abbronzata lei, è parecchio abbronzata, molto bella devo anche dire, parecchio abbronzata e pure musulmana. Ogni tanto, lei sa, la invito perché vuoi vedere sì che date a razzista ed a fascista a EA, perché c'è la morire da ridere. Perché lei ha fatto con me una tesi triennale, lei ha la laurea magistrale in economia a Ca' Foscari, venuta piccolissima, italianissima ovviamente, va su e giù a parenti in Senegal, ha fatto una tesi musulmana di laurea triennale con me sul diritto di non migrare, citando Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Perché se si parla e la gente è aperta, si possono ottenere cose belle, capito? Cose belle. E lei ha detto una roba che mi viene sempre in mente come il Sud Italia, no? Sapete, io ogni tanto a Ca' Foscari avevo dei ragazzi fino al 2021, mi ricordo l'ultimo esame che ho fatto, nel 2021 avevo 2 ragazzi calabresi, Moroso e Morosa, hanno fatto l'esame e il ragazzo sapeva più di me. Questi ragazzi del Sud, secondo voi tornano al Sud? Sapete cosa succede in Africa? Vi dico una cosa che non sapete, neanche l'assessore, e io l'ho scoperta grazie a lei. In Africa, e se ci pensate ci arriva, in Africa ci sono dei paesi come Senegal, Mali, Costa d'Avorio, Guinea, che stanno facendo dove autorità civili e autorità religiose, cristiani e musulmani, autorità religiose, fanno delle campagne di comunicazione. Perché secondo voi? Perché i ragazzi non vadano via, avete capito o no? Perché non vadano via, perché se resta i veci, il disastro anche là, anche se loro hanno un vantaggio, perché ognuno dei miei ragazzi di 25 anni, io li chiamo i miei ragazzi, è ovvio, ognuno dei miei ragazzi di 25 anni sono 10 africani di 25 anni. E quindi, con buona pace di tanta gente che ha pensato ai propri egoismi e a far sì che le loro pretese in violazione della legge naturale, perché in quel percorso lì mi sono dimenticato, dovevo aggiungere una cosa, il Dio diventa minuscolo e qualcosa d'altro, hanno demolito il concetto di bene comune e il concetto di legge naturale, perciò chiunque ha una pretesa spera che diventi un diritto. Ecco, con buona pace di costoro, le situazioni reali e le risposte reali da dare sono altre. I giovani hanno sempre una grande potenzialità, bisogna fare la fatica del dialogo, Muri non serve a niente, neanche con la Brodi non serve a niente. Giovanni Sartori e Federico Bernardi 40 anni fa gli ha detto: guardate che dovete contingentare, perché se uno viene qua e sta male, mi arrabbierei anche a me, mi arrabbierei anch'io se mi mandassero su patate o no. E quindi i problemi appunto sono questi reali, sono altri, si risolvono col dialogo, si risolvono con l'impegno. Voi siete scout, io non devo insegnare niente a voi altri, ecco. E quello che devo dire, perché non ho nessuna ricetta, ho lasciato lì un paio di domande, non so se avrei così tanta speranza, ma quello che devo dire è questo: credo che se si vuole ristabilire qualche principio comune apprezzabile e che credo possa essere accettato da tante persone, dovremmo imparare e dovreste imparare a raccontare la storia più bella del mondo, che è la storia di Gesù di Nazareth. È l'unica ricetta. Tutto il resto, secondo me, sono robe da professori. Conta quel che conta, perché anche lì, sapete, conta se cerchi di essere un professore. Perché il prete l'ha detto a un giovane sacerdote bravo, ha detto: ha mandato e fa il professore. Io ho mandato a dire: mai fatto. Ho sempre cercato di essere un professore. Lo diranno gli altri se ci sono riuscito o no. Quindi cercare di essere un medico, un infermiere, un prete, essere. Questo verbo cambia il mondo. Noi credo siamo chiamati a testimoniare, se i giovani vedono qualche bel esempio, giovani in gamba ce ne sono sempre.
ripeto, sono pochi. Quello che io mi immagino, lo dico perché intanto mi ripasso che devo scriverlo, lo scriverò, spero di scriverlo in modo che posso leggerlo in tanti. Quello che io mi immagino è un futuro con buona pace di molti anticristiani e anticattolici, mi verrebbero tante altre cose da dire, ma vabbè, finisco che è meglio. Con buona pace di costoro, io mi immagino un futuro colorato, che sono tutt'altro che un razzista, appunto, un futuro colorato, credo anche cristiano, perché moltissimi di questi ragazzi sono cristiani, quindi io non ci sarò, ma fra 100 anni, 150 anni, il Veneto potrebbe essere fatto di tanto cristianesimo con altri colori, altri odori, altri sapori, altri riti, e secondo me è una cosa bella. Buona festa. Allora, c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare a Giuseppe Mazzato in merito all'esposizione appena fatta? Io. Poi ci parli un po' anche del linguaggio intergenerazionale, qualcosa? Sì, venite qua chi ha le domande, qualche domanda da fare, poi Giuseppe ci ha presentato delle 3 domande e le analizzeremo nei lavori di gruppo che faremo successivamente. Allora, lei giustamente ha detto lasciamo stare i bambini e sono molto d'accordo. Però quando i bambini, cioè i vestitini da bambini appena nati sono già diversificati tra maschi e femmine. Le femmine alla prima comunione vanno dall'estetista, vanno dalla parrucchiera, cioè c'è tutto un'esagerazione nel... Non so cosa vuole dirmi. No, perché... No, quello che sta dicendo lei fa parte della ritualità del consumo. Quello fa parte dei riti di consumo. Dopodiché, grazie a Dio, maschi e femmine psicologicamente differenti, morfologicamente differenti, socialmente complementari, per fortuna, o no? Quindi io penso che i bambini vadano lasciati in un bel mondo incantato, penso io. Stanno demolendo il mondo. Ah, ma su questo sono d'accordo con lei. Siamo d'accordo, no? Siamo d'accordo? Sì, no, siamo d'accordo, sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Buongiorno, lei ha parlato di relativismo prima che copre tutte le aree, diciamo, umanamente no, concepibili. Relativismo da parte dei giovani che dipende in buona parte da quanto noi non abbiamo costruito o non abbiamo trasmesso a loro. Da parte nostra oggi, per far fronte a questo relativismo qui, cosa è necessario fare secondo lei? Quali possono essere gli strumenti più adatti per approcciare i giovani? Perché c'è un problema di comunicazione, c'è un problema di linguaggi, c'è un problema di... È sufficiente essere testimoni credibili, coerenti, muti? Lì. Quali possono essere gli strumenti per approcciare i ragazzi oggi? Sono domande che noi ci facciamo spessissimo, sempre queste, perché vediamo che alcuni tentativi nostri falliscono di approccio, tante volte, devo dire, non siamo in grado noi di cogliere magari la domanda che proviene da loro con linguaggi che noi non riusciamo a capire alle volte o non riusciamo a leggere. Cosa è necessario fare da parte nostra? Quali strumenti ci mancano oggi o quali potrebbero esserci utili per un percorso anche nostro di maturazione, di evoluzione, di... Grazie. Io non so se so rispondere a questa domanda, nel senso che oggi c'è un dominio assoluto della tecne, che sta impoverendo appunto i linguaggi,
ma proprio la capacità di parlare. Ragazzi di 15 anni, indagini nazionali, ragazzi di 15 anni non sanno interpretare un giornale, non l'Etica Nicomachea di Aristotele, un articolo di giornale. Quindi tenga conto di questo, io le dico di quello che so, il poco che so, non posso inventarmi quello che non so. Quindi è già difficile, quello che dice lei è già difficile in sé, anche perché questa tecnica, citavo apposta Sartori prima, è pervasiva, onnipervasiva, implosiva. Adesso ci sono gli hikikomori adesso, ma se lei viaggia in treno ne vede tanti hikikomori, anche con i capelli bianchi. Cioè, bisogna che ci capiamo qua, perché qua è un massacro, è in atto un massacro. Conviene che la gente pensi poco e consumi molto. Conviene, ve l'ha detto anche Dotti in altre parole. Conviene. Io credo, certo, noi ci esprimiamo a parole, lei parla con uno, avete ascoltato uno, per quanto ignorante, che nella sua vita si occupa di parole che, insomma, sono anche frutto di qualche libro letto. Però posso dirle che conta l'esempio e la credibilità. Io lo dico da docente. Gli esempi che vi ho fatto prima sono reali, vi assicuro che poi io metto i ragazzi in cerchio come fanno i miei colleghi psico qua, psico là, come li chiamo io, e vi assicuro che io dico quello che direste voi. Dico cose un po' diverse. Dico per esempio ai ragazzi: quando guardi una ragazza, se ti vengono certe idee, pensa intanto alla tua mamma che ti ha messo al mondo. Sei venuto al mondo da una donna. Lo dicevo anche ieri pomeriggio. Ok? Parlo di castità, perché vi assicuro, io ho ragazzi e ragazze all'università e a scuola che vengono a dirmi, adesso vado male a questa cosa perché poi si passa da... però glielo dico come testimonianza. Perché non saprei cosa dirle, ci sono le strategie comunicative, non ci credo. Io non ci credo. Poi le dirò un'altra cosa a riguardo. E i ragazzi vengono a dirmi: professore, grazie. Oppure è solo lei che ci dice queste cose qua. Perché secondo me i ragazzi nella loro anima, se non sono devastati da piccoli, hanno sempre bisogno di cose pulite. Uno ha un senso religioso intrinseco, capisce il bene e il male, o no? Capisce. Sant'Agostino diceva: quando tu vai nella tua camera la sera, tu sai se ti sei comportato bene o male o no, lo sai, c'è la vocina dentro. Poi puoi far finta. È difficile. Io credo, per questo che le dicevo che secondo me non è muti, io vivo di parole. Ma è la coerenza, capito come? La coerenza dei comportamenti. Certo, se dico ai ragazzi: se vi dico che essere fedele alla tua ragazza, poi voi scoprite che io ho 5 morose, ovvio che salta per aria tutta. Perché guardate che molti di questi ragazzi, anche qua lo dico con pietà, ma sono figli di famiglie che sono un disastro, ma non ce ne sono pochi, vi giuro, o sono sfortunato io. Disastri. Per questo dico conta l'esempio. Conta molto di più l'esempio. E sarà ancora peggio adesso col radio elettronico. Lei sa cos'è il radio elettronico? L'ho scritto in una mia poesia, quindi se lo usate mi citate, perché sennò... Il radio elettronico è il famoso IA. Ecco, adesso siamo fritti, siamo finiti, sono tutte balle, come dicono i miei colleghi, potete registrare, siamo finiti. Perché se serve in medicina, d'accordo, io sono ignorante, sto zitto, anche se mi confronto con medici, mi chiama sempre, non so perché. Però, attenzione, sui rapporti umani, scusate, voi vedete un video con me che insulto Giancarlo. Cioè, ora che io vado a spiegare a Giancarlo che non sono stato io, non sto inventando niente, sapete che non sto inventando niente? È terribile. E qualcuno... E ho sentito per televisione uno che ha detto: sì, ma i professori a scuola, sì, ma loro si accorgono, i professori diventano matti, ragazzi, i professori seri, che sono la maggioranza, ok, i avvocati, diventano matti.
come fatto? Perché il Boccia a casa fa... Io ho avuto la fortuna, allora io sono stato pubblicato, non ho pagato per pubblicare, cosa benissimo, ognuno può pagare, non capitemi male, ho avuto la fortuna di essere pubblicato a Roma, Casa di Ceri non lo conoscevo nemmeno, e a Padova. A Pordenone Legge, mio amico Gemignani, bravissimo poeta, toscano, Pitergino da un po' di tempo, a Pordenone Legge è venuto uno, è uscito, ha letto una poesia, che bella, insomma era carina, ha detto, ho vinto un premio, bene, gli ha detto, sì, solo che l'ha fatta l'intelligenza artificiale, non l'ho fatta io. Quindi, capisci, adesso io mi dispiace di non potervi aiutare più di tanto, nel senso che io insegno che comunicazione, io insegno che comunicazione, ma quello che posso dire, la mia esperienza, come voi scout, la vostra esperienza è fatta di testimonianza e credibilità. I ragazzi hanno sempre bisogno di esempi. Ieri mattina mi ha chiamato una psicologa, si ricordava di me in un certo momento, mi ha chiamato per spiegare ad alcuni ragazzi di scuola professionale, tra l'altro uno è bravissimo come artista, che vogliono studiare filosofia. Sono andato, mi veniva i brividi, mezz'ora, una meraviglia. È come quando vengono i ragazzi di 19 anni che mi fermano, i ragazzi di 19 anni, 18, che mi fermano, maschi, che mi dicono, professore, posso farle leggere una poesia? Questo qua, io non ho fatto niente, sapete? Devi solo essere credibile. Conta l'esempio, perché i linguaggi mutano, il fatto del raglio è inevitabile, mutano i linguaggi. Dobbiamo imparare a controllare, finirà come con lo spopolo a neuroni. Abbiamo controllato qualcosa, devo intervenire il ministro, perché sennò a scuola fa lezioni in pochi. Chi è fortunato che ha un po' di carisma, ok? Io a scuola, sai come faccio io a scuola? È che sono fortunato. A scuola sanno già, io entro, loro sono tutti che si spopolano i neuroni. Quando io mi alzo e inizio a parlare, dico via il canchero, sanno già, sparizione del canchero, tutti. Ma sono fortunato, so di essere fortunato. Ma c'è gente, professori, che diventa matti, Sai, se uno ha un po' di prestazione, mi spiego, diventa matto. Sarà uguale. Quindi noi dobbiamo dominare la tecnica, se riusciamo. Dominare la tecnica lo fai soltanto con l'umanesimo, con un nuovo umanesimo. Il nuovo umanesimo si costruisce con gli esempi, o no? Con i fatti. La carità non si fa con le parole. La vicinanza a chi soffre non si fa con le parole. La vicinanza ai giovani non si fa con le parole. Certo, ovvio, parliamo, non si può mica, ma si fa con i fatti. Io credo che sia questo il linguaggio che passa, il linguaggio che conta. Poi usare lo strumento per fare la slide, i giovani sono più bravi di noi, lo sapete benissimo, no? Per usare lo strumento, infatti anche lì, se c'è relazione li coinvolgi, no? Vieni qua, fammi sta roba qua, anche all'università, fammi sta roba qua. I ragazzi, devo dire che è bello, partecipano, capito? C'è uno scambio. Dipende molto da come siamo noi. Ci vuole un po' di grazia di Dio, io credo, un po' di Spirito Santo, perché se non c'è lo Spirito Santo si fa poco, Credo, questo penso io, insomma, no? O anche le persone che non sono credenti, che sanno che hanno una responsabilità educativa, che è quella di passare cose belle, le cose belle. A Motta c'è la Basilica Madonna dei Miracoli, a Motta di Livenza, c'è il campo di cemento dove io sono cresciuto giocando a pallone, io sono andato lì a 10 anni e mezzo, sono andato a San Donà, poi sono stato in Friuli, e quest'estate alcuni miei amici hanno tirato fuori i calcetti Balilla. Vi faccio questo esempio e la ringrazio della domanda, perché così capite. Hanno tirato fuori i calcetti Balilla di sera. Voi non avete idea di cosa è successo, ragazzi. Sembrava l'umanità liberata, bambini, mamme, tutti, ma era la corsa, è stata una roba che io speravo, ma i miei amici che hanno fatto questa scelta qua erano tutti quanti, la rifanno quest'anno. Cioè l'umanità ha bisogno di umanità, capito? Col calcetto Balilla veniva tutti a giocare, una roba meravigliosa. Quindi questo bisogna fare, cerchiamo di essere testimoni credibili, cercando di far sì che
purtroppo sa cos'è? Che quelli che danno certi esempi, quelli del jet set, quasi tutti innominabili, non dico aggettivi perché è il giorno di misericordia, quindi non lo dico, danno degli esempi orribili, capito? Che giustamente mi diceva ieri il professore, ma questi qua cambia 4 mogli, tutto normale, questi pretendono qualsiasi cosa, E quindi, come dire, combattere contro questo è duro, no? Chiaro? La bellezza, lei pensi sta gente con chiodi piantati, ste robe, pensi che poi appunto i giovani vanno a emulare a volte. Ci sono dei vuoti perché effettivamente è venuta meno in larga parte la famiglia, ma poi lei deve tener conto che c'è gente importante, non so neanche se fare i nomi, ma che io conosco anche, che per certi aspetti apprezzo anche, che dopo se uno che sta un professore di filosofia importante mi dice che l'amore cristiano è come quello della fraternità dei Giacobini, vuol dire che il tempo è passato e comincia qualche cosa a non funzionare. Però questi qua dicono che l'identità è fluida, ha capito? Che la famiglia è roba fluida, un adattamento storico, non c'è più la sapienza, veritas filia temporis, ogni tempo dice quello che è vero. Ma se nel mutamento del tempo che è stroboscopico, pensi al raggio elettronico, se in questo mutamento non si tengono alcuni pali fermi, la lezione per 8 anni purtroppo inutile di Benedetto XVI, se non tieni qualche palo fermo, salta per aria tutto. Ed è stroboscopico il mutamento, quindi noi facciamo fatica a reggerlo, è inutile che parliamo di linguaggi, Giancarlo, facciamo fatica a reggerlo perché vi segnalo questo, io insegno anche bioetica, ahimè. Fino a 100 anni fa, 102 anni fa, 100, pensate al tempo, perché la nostra vita è brevissima e il tempo è, o no? Fino a 100 anni fa per un mal di denti morivi, Fino a 100 anni fa se non avevi gli anticorpi, mal di denti morivi, non c'erano gli antibiotici. Spiego o non mi spiego? Cioè pensate cosa hanno fatto in 30 anni adesso? Non reggi, capito? Il pensiero dell'uomo a ritmi più lenti, tu non riesci a reggere, a proposito poi di bioetica, che certe trasformazioni, Chiaro? Non riesci. Mettere davanti ai giovani le domande, appunto, cos'è famiglia? Perché loro vengono plagiati fin da piccoli. Adesso la consulta ha detto che io posso adottare. Vabbè, per carità, non so, ci sarà anche del positivo, adesso io... Quindi, ripeto, voi stamattina avete fatto una bella apertura di bellezza qua, no? Ho visto dei giovani belli, penso che se respirano cose belle faranno una buona strada, insomma, spero che faranno una strada diversa, diversa, o più libera, se riescono appunto a capire che anche il mondo comunicativo, tra virgolette, di oggi non si mette niente in comune, i social non mettono niente in comune, la comunione tra persone. Benedetto XVI ha detto le tecnologie ci hanno fatto tutti più vicini, ma non ci hanno fatto più fratelli. Non ci hanno fatto più fratelli. Le guerre dappertutto. C'è Maurizio che deve chiederti. Beh, intanto grazie per questi tantissimi input che ci ha dato e che ci dà. Ha già risposto ad alcune cose che volevo chiedere. La prima però che mi ha colpito è questa, no? Lei ha iniziato dicendo che noi siamo corpo, siamo mente e siamo spirito, cioè siamo 3 dimensioni. Non è che abbiamo poca consapevolezza di questa nostra identità e che forse quello che mi domando, forse quello che non siamo riusciti a trasmettere alle generazioni è proprio questo senso della persona, questo senso dell'essere. Questa è la prima cosa. La seconda è questa.
viviamo quasi vite parallele rispetto ad altre generazioni, cioè noi abbiamo una certa età, abbiamo un nostro modo di vivere, abbiamo i nostri ambienti. È difficile incrociare generazioni sulla nostra strada, sul nostro cammino. Quali lei ritiene possono essere quei luoghi dove effettivamente può esserci un momento di, lei ha parlato di dialogo anche, e quindi di ascolto reciproco, e dove possiamo effettivamente essere testimoni. L'ultima cosa è, siamo presi tanto dal come dovremmo fare. Non è che forse siamo poco preoccupati di dimostrare il perché dovremmo essere forse anche felici di questo mondo, mentre felici non lo siamo perché sta andando per una strada che effettivamente non è la nostra, ma in questo senso dimostriamo che forse è difficile trovare il bello, il buono. Beh, nelle sue domande ci sono anche già le risposte, appunto mi dispiace che non trovavo questo, avrei voluto leggervi qualche dato, niente, ho sbagliato, di questa ricerca sulla religiosità che dice diverse cose. Dice di come siamo diventati materiali proprio. Quando citavo prima il disincanto del mondo, mi riferivo anche a questo. Dio a modo mio, una delle ricerche recenti si chiama Dio a modo mio, a proposito di spiritualità, Dio a modo mio. C'è un'appartenenza al cristianesimo che è culturale. I mi ha battezzato, me nonno ne è in chiesa. E questo al momento sembra, per certi dati, sembra il trionfo del materialismo, vale a dire contento io, contento tutti, morto io, morti tutti. Perché perché appunto il materialismo storico si è concretizzato in quella rottura dell'escaton, si dice, una speranza ultima. Si dice poco queste cose perché non vanno molto di moda, dicono, ci vorrebbe un po' di coraggio. Pensate, Gesù di Nazareth è l'unica figura nella storia del mondo che ha introdotto la categoria dell'amore e ci ha detto ama il prossimo tuo come te stesso. Le ricerche sulla religiosità in Italia, le ultimissime fatte, e mi scuso con voi, l'avevo portato a Trove, comunque se cercate Franco Garelli, Roberto Cipriani, Italia di incerta fede, vado a memoria, trovate. Loro dicono, questi miei professori, insomma anziani che seguono queste ricerche molto bravi, dicono c'è tra la gente, allora intanto c'è però una porta aperta, insomma se qualcuno li stimola, no, c'è il bisogno, poi magari succede che uno dice che non crede in Dio, poi magari si sposa, fa un bambino, comincia a capire o ricordarsi o percepisce che è limitato, finito e imperfetto e che magari c'è qualcosa di bisogno d'altro, no? Forse. Ma loro dicono c'è una regola aurea, dicono loro, una regola aurea che condividono tutti, sapete qual è? È bellissima sta cosa qua, è bruttissima sta cosa qua, bruttissima, ma risponde in parte alla domanda che mi ha fatto il vostro amico, spero. La regola aurea è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Sapete cosa vuol dire? Siamo tornati all'Antico Testamento. Vi rendete conto? Io a Cipriani gli ho detto, professore, ma l'ha detto al TV 2000. TV 2000 ha intervistato, che io sapevo per i convegni che facciamo noi, la regola è non fare agli altri ciò che sto parlando di adesso. Non fare agli altri. Non fare agli altri non vuol dire ama il prossimo come te stesso, Saltato indietro a Gesù di Nazareth. Regressioni pulsionali, regressioni cognitive. Certo che manca spiritualità. Sì, manca spiritualità, probabilmente mancano testimoni adeguati. Quali sono i luoghi? Ci vogliono le persone, purtroppo a Motta c'è Don Claudio, da queste parti, l'ho perso una persona giovane, potente, dove sono i giovani che amano giovani,
ma anche se c'è qualcuno meno giovane che ha qualcosa da dire, i giovani vengono e ti ascoltano, vi assicuro. Quindi bisognerebbe recuperare, perché è più difficile essere giovani adesso rispetto a quando eravamo giovani noi, molto più difficile, noi eravamo protetti. Recuperare quei luoghi lì, per esempio, recuperare l'oratorio Don Bosco. Ci sono delle esperienze fiorenti in Lombardia, sapete? Che se ne dica, in Lombardia hanno una grande tradizione di oratori e hanno delle esperienze fiorenti e in crescita. Hanno cominciato a mettere dentro dei laici, a gestire gli oratori, i preti ce ne sono pochi, come sappiamo, e li fanno studiare scienze religiose, e i giovani vanno, tanti giovani vanno, mediante la sua partecipazione attiva, reale e naturale, a una comunità di affetti che conservi vivi certi tesori del passato. Non li abbiamo conservati, bisogna recuperarli. Bisogna recuperarli. Poi i giovani banalmente, vedo tantissimi giovani, tantissimi, vengono nell'osteria con noi, dove siamo noi, cominciano ragazzi. Perché guardate, ci sono ragazzi che si stufano anche delle discoteche, queste robe qua, In questo bisogna guardarlo con speranza, quindi non bisogna pensare che non ci sia nessuno intercettabile. Ci sono quote di ragazzi sicuramente che danno speranza. Quindi si tratta di recuperare questo, insomma. Poi certo lui fa una battaglia. Gli educatori, i professori a scuola parlano di queste cose, dalle informazioni che ho io poco, fanno il loro dovere, per l'amor di Dio, sto dicendo questo, ma di questi aspetti qua poco, se non niente. Qualcuno lo fa. Beh, dovremmo essere in più anche noi, no? Capito? A parlare del tempo dell'umanum, che non è il tempo della tecnica. Perché noi facciamo una battaglia con armi un po' spuntate, siamo in pochi, invecchiamo e abbiamo armi spuntate. Quindi bisogna armarsi di armi solide, la prima delle armi solide è il Vangelo, poi serve un po' di conoscenza, perché sennò di fronte alle grandi domande tipo quelle che capitano a me, aborto o non aborto, per non dire di altre cose, fino adesso stanno zitti sull'utero in affitto. Sull'utero in affitto stanno zitti, perché io vado fuori quello dritto. Quindi noi dobbiamo armarci in questo senso, tenendo conto che conta immensamente di più la tua testimonianza. I ragazzi all'università sono motivati in genere, ma a scuola i ragazzi, anche quelli che non studiano, percepiscono se chi hanno di fronte è vocato, preparato, se ha passione, capiscono tutti. E vi assicuro che hanno delle risposte meravigliose, a meno che io non sia fortunatissimo. Capito? Quindi la differenza la facciamo noi, con la nostra difficoltà di combattere contro un mondo difficile da reggere. Allora professore, io sono Vittoria, buongiorno. Io la ringrazio infinitamente per tutto quello che lei ha detto, perché ha detto delle cose veramente molto profonde e molto significative. Lei ha toccato le corde del mio cuore quando lei ha parlato dei bambini. Allora professore, io mi vedo davanti al Signore, io sono una persona profondamente religiosa, mi vedo davanti al Signore, ma non sono bigotta, mi vedo davanti al Signore che mi dice: Vittoria, che cosa hai fatto tu nella tua vita per impedire questa teoria gender che si sta sviluppando in una maniera così subdola e così strisciante, diciamo? Cosa hai fatto tu nella tua vita per impedire questo? Io mi vedo il Signore che mi fa questa domanda il giorno che io morirò. E mi creda professore, mi viene quasi da piangere perché mi sento così impotente verso questa cosa che lei non se ne fa neanche un'idea. Allora, io purtroppo sono una ex catechista perché non sto insegnando più la dottrina, anche se ce l'ho nel cuore, perché ho incontrato dei sacerdoti che si sono opposti al mio modo di insegnare
perché io nell'insegnamento facevo giocare i bambini e poi parlavo delle parabole di Gesù e li facevo divertire come fosse un teatro. Questo al giorno d'oggi non va più bene e quindi, professore, le chiedo con tutto il cuore come posso io, con tutta la ricchezza dentro che ho, veramente cercare di cambiare qualcosa, perché io lo sento questo problema, lo sento, lo vedo nei bambini piccoli. Io non ho figli, però sono legatissima ai ragazzi e vengo da un'educazione salesiana, quindi veda lei. Non vorrei dire perché ho paura di essere frainteso. Io ho ragazzi a scuola, all'università, anche quelli che la pensano come me, che mi dicono: professore, c'è solo lei che dice queste cose. Io ho tanti colleghi, mi dicono: c'è solo lei. Sperarie qualche prete. Sì, non sto scherzando. Io ieri sera ho avuto un momento di sconforto perché hanno massacrato generazioni. Perché uno che viene a dirmi l'aborto è la tutela del mio corpo, non so come fai, ragazzi. Per fortuna che ho studiato qualche libro. E allora poi la verità procura nemici, e allora poi per fortuna le cose si appianano, insomma, e poi è un tema difficile, che merita molta pietà, tra l'altro sì, ma è nata per sbaglio sta cosa qua. Sì, l'esempio che facevo prima è legato a queste cose che... Peraltro quella teoria lì è nata da uno che è responsabile di suicidi. La teoria è nata da uno che è morto nel 2006 con molti onori, un certo Mooney, americano, che ne ha portato 2 bambini della mia generazione, erano del 65, della mia generazione, io ho 63 anni, e ebrei, 2 bambini ebrei, circoncisione, non ho sbagliato, che io porto a sto qua e questo dice nessun problema, non c'è problema. Facciamo diventare bambina perché tanto dipende dalla società. L'identità fluida. Stanno facendo delle confusioni mostruose ai bimbi. Cioè il fatto di nascere maschio o femmina non è una banalità. Che non vuol dire niente, che le persone possono poi essere in un certo modo nella loro vita. Mi sono spiegato, rispettiamo tutti, amiamo tutti, per l'amor di Dio. Però, chiaro il concetto, ci mancherebbe altro. Ho firmato tesi di laurea, ragazzi, ci mancherebbe altro. Solo che uno di questi 2 qua, a 14 anni, faceva la pipì in piedi, non capiva perché. Io sempre vestita da femmina, fin da piccolo. Non capiva perché, gli hanno fatto ormoni, non capiva perché. Finché gliel'hanno detto, ha rifatto ricostruzioni, insomma alla fine questo qua si è ucciso, responsabile questo medico scellerato per tutto ciò che ha propagato poi per il mondo. Io credo che in parte ci sia una lotta anticristiana, una lotta anticattolica, anticristiana in parte, non dichiarata perché poi sono anche vigliacchetti, è come quando arriva il Natale, sapete, no? Poi là mi diverto molto, perché a Natale c'è ogni tanto sempre qualche preside che si inventa la festa delle luci, per rispetto delle culture altre. Ora, le culture altre... Allora, a Natale i miei amici musulmani mi dicono buon Natale, tutti gli altri a scuola mi dicono buone feste, cosa che mi manda abbastanza in bestia. E i ragazzi musulmani, quando io dico fammi un simbolo, mi dicono la croce, sono stato fortunato, non ho trovato nessun talebano, vabbè, mi è andata bene, ma... Quindi abbiate l'onestà intellettuale di dire che siete anticattolici, onestà. No, come il simbolo, le culture scambiano simboli. Io sono abituato a essere aperto, noi abbiamo una tradizione di apertura, le culture mostrano i simboli e li scambiano, così fai pace, non nascondendoti. Fai pace,
come ho detto prima, dei ragazzi magrebini che diventano carabinieri, una meraviglia, avete capito? Questa è una meraviglia. E quindi, cara Vittoria, sì, c'è un'omissione, capisco che ci sia una forte omissione, c'è poca gente che parla, ma nel senso non di fare le guerre, per l'amor di Dio, di testimoniare. Anche ieri poi io avevo testimoniato, ci siamo confrontati nel dialogo, il dialogo, ovviamente non esiste violenza. Non so se ci sia un malinteso intorno ai generi o se sia voluto, ho paura che sia voluto, però è brutto questa cosa qua, è brutto. Poi ci sono appunto quelli che hanno grandi capacità comunicative perché hanno i mezzi a disposizione e che vanno in TV e dicono non è un problema, la famiglia è così, sarà in un modo diverso, sarà colà, sarà costà. Che non tocca, che non c'entra nulla con i diritti dei singoli. La Costituzione è chiara, la nostra Costituzione è molto chiara. Ognuno di noi vive con chi vuole, non c'è nessun problema, chiaro? Soltanto che due uguali non fa figli. Non perché mi sono cattivo, non so perché, ma funziona così. Legge della natura, tutto qua. Ognuno vive con chi vuole, ci mancherebbe altro. E sono quelli del Jet Set che fanno queste robe qua, perché i ragazzi in giro che hanno anche quell'orientamento là, o sono fortunato io penso tutti come me. Professore, io sono così, sono venuto dal papà e dalla mamma, sono così, vabbè, a me o no? Quindi poca chiarezza, no? Poca chiarezza anche perché poi giustamente non avendo argomenti, chiunque dica queste cose banalissime, il sole sorge a est, banalissimo, è fascista. No, perché anche di questo mi tocca sentire, a me ancora no, anche a me. Quindi, Vittoria, dov'è che abita? Io abito a Mugnai, vicino a Feltre. Sono stato richiamato al 7° Alpini, quando c'era la Bosnia. Mi verrebbe a dire alcune cose, ma non posso. Dia una mano in parrocchia, il prete non la vuole. Sono troppo tradizionalista. No, bisogna essere, un po' troppo, ecco, però bisogna essere un po', capito, mediare, un po' e un po'. Passato, presente e futuro, bisogna essere un po' e un po', ok? Perché sennò allora sbagliamo anche noi, un po' e un po'. Non è che, ecco, vorrei dirle, sono troppo tradizionalista per il prete, ma vorrei dirle che il prete a me ha detto che prima bisogna creare la comunità di bambini che devono conoscersi tra di loro, eccetera, eccetera. Ma lei, professore, la comunità la crea lo stesso, anche se ai bambini che si conoscono tra di loro li fa giocare sulle parabole di Gesù, per esempio. Cioè, io ho un metodo di insegnamento che non metto mai i bambini, loro sono là e io sono qua. No, io sono in mezzo a loro. Sì, abbastanza. Lei, ascolti, no, non sto scherzando, lei dica, ieri è venuto un giovinotto che gioca ancora a calcetto, che si occupa di chiacchiere e che in un corso all'Università Salesiana, facoltà di psicologia, un corso che è raro in Europa, non in Italia, in Europa, che ho ereditato da un mio collega, si chiama Teologia dell'Educazione, dove faccio lezione ieri pomeriggio. Uno dei testi in adozione, amato, ho trovato riscontri che dai ragazzi non credenti, uno dei testi si chiama Gesù terapeuta ed è un commento, loro fanno psicologia, un commento psicologico citando le parabole. Alle parabole di Gesù devo dirvi che sono tutti entusiasti, anche i non credenti, a proposito di testimonianza. Quindi lei dica che all'università noi usiamo le parabole di Gesù. Gesù terapeuta, adesso sono pochi bambini terapeuta, anche se già loro sono nominati da piccoli, bisogna proteggerli, però ecco, lei dica che le parabole di Gesù le facciamo all'università, ma in psicologia, non teologia. Quindi dica al sacerdote, se no gli dia il mio numero, che
Allora, intanto grazie per tutto quello che ha detto finora. Allora, noi come comunità Masci di Adria, la giornata del pensiero l'abbiamo trascorsa con il nostro vescovo, dove abbiamo espresso la nostra tensione generazionale tra chi vuole raccontare la storia più bella del mondo, fatta attraverso l'esperienza del famoso giullare di Dio, no? Perché San Francesco ce lo portiamo addosso tutti quanti, fatta camminando e conoscendo la creazione con tutti i nostri campi immaginabili possibili. Quindi raccontare la storia più bella del mondo vista con le nostre esperienze, e una generazione molto più giovane che vorrebbe raccontare la storia più bella del mondo con tanto incenso e tanti riti. E questa è la generazione nuova. Abbiamo 4 parrocchie ad Adria, 4 sacerdoti giovani con cui non riusciamo a comunicare. Non riusciamo a comunicare la storia più bella del mondo. Non riusciamo a trovare un momento di sintesi, un momento d'accordo quasi, no? Perché forse c'è qualcosa che in questa comunicazione, che non è fatta di computer, allora quello che vorremmo anche capire cosa sta succedendo, visto che lei bazzica in ambienti dove la teologia, no, cosa sta succedendo in questi ambienti dove in pratica sacerdoti giovani forse non hanno la stessa nostra comunicazione o partono da un punto diverso. Dov'è il punto diverso? Non lo so, sta succedendo qualcosa che ci sfugge di mano. Questa risposta potrebbe essere pericolosa, io. Siccome conta la tradizione, se mi consente le faccio 2 esempi diversi. Ditemi se vi stufate, Mi hanno chiamato dal 2 al 5 di marzo a Sanremo, non a cantare, anche se ho cantato in un coro, a insegnare all'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo. 2 giorni di massacro, un massacro. Mi ha chiamato un mio ex allievo, la diocesi di Sanremo Ventimiglia. I sacerdoti hanno tutti la talare. I sacerdoti di 30 anni con la talare, tu resti così, non sto scherzando. Lui fa la messa col vetto sordo, Lui fa la messa come la nostra, ci sono come noi. Sapete perché? C'era la tradizione del cardinale Siri. La tradizione dei Siri, discutibile, per amor di Dio, adesso io non entro perché... Però sta cosa qua mi ha colpito tantissimo, ve lo giuro, Sto parlando di questo mese qua. Sono andato là, visto il mio allievo, dottorato in diritto canonico, e tutti con la talare, ma non impressionante. Che poi succedono delle cose, glielo dico perché lo diciate i sacerdoti, poi vabbè aggiungo, che li fermano per la strada. Voi non sapete, poi Sanremo è pieno di musulmani, ma li fermano per la strada, muratori, padre, sto mio allievo diventa prete adesso, un po' più tardi, è diacono, ha fatto il dottorato, ma vestito da prete, diacono. E lei non sono ancora prete, se non in Veneto. No? Li ferma per la strada, vestiti da prete, gli domanda se li possono confessare. Oppure mi hanno raccontato che li ha fermati trans, uno di quelli là, Poletti li ha fermati, ehi prete tu, allora si è messo a parlare, sai che anch'io credo in Gesù, non credo in Dio ma credo in Gesù, gli faceva tutta la sua teologia, morì da ridere ovviamente, ma bello però, capito come? Ce loro hanno detto, noi vediamo che però così la gente ci ferma, non è che, perché fanno qualcosa di diverso, avete capito, no? Prendendo il passato stanno facendo una roba di diverso.
E quando io dico ai ragazzi, i giovani sono controcorrente, sì o no? Vi ho sempre detto, i giovani sono controcorrente. Io dico ai ragazzi, sapete chi è controcorrente oggi di voi? Sapete chi? Quelli che vanno a messa. Quelli che vanno a messa, i ragazzi ci pensano, quelli che vanno a messa sono controcorrente. In Francia c'è un'altra esperienza così. In Francia c'è una diocesi dove i preti giovani vanno via con la talare, fanno la messa, pregano in un modo incredibile, perché quei giovani lì si sono rotti le scatole del modernismo, sono quelli come noi, i modernisti, capito come? I giovani, giuro, c'era un sociologo francese giovane, non mi ricordo il nome, mi hanno mandato un filmato dei miei allievi. Anche quello dell'abito, sapete, è una testimonianza, vabbè, che uno si riconosca, voglio dire, per l'amor di Dio, se io vedo Don Claudio che ha i jeans e il colletto, nessun problema. Oddio, dopo quando io guardo, adesso non voglio dire, sennò poi mi sente tutti, però lo dico, ma lo dico davvero, che lo dico ai miei studenti a Padova, la teologia lo sanno tutti, lo sanno anche i direttori, lo dico con simpatia. Però mi colpisce sempre a proposito, quando io guardo a volte la TV e vedo uno vestito come me, un po' peggio in genere, ma con la sciarpa che parla, e dopo sotto viene fuori Don Francesco. Mi spiego, va bene tutto per l'amor di Dio, però anche farsi riconoscere, no? Noi siamo esseri simbolici, capito come? Siamo esseri simbolici, abbiamo bisogno di segni anche, siamo anche corpo, non siamo solo corpo come ha pensato la ultramodernità, ma siamo anche corpo, no? Quindi bisogna anche del segno, no? Della visibilità, giusto? Quindi sì, molti mi dicono quello che dice lei, molti insomma. Io per fortuna molto a Don Claudio che è una potenza, e bisogna che loro siano fedeli, insomma. E c'è un rischio, no? Perché Gesù ha detto siate nel mondo ma non del mondo. Non vorrei che alcuni di loro, lo dico con rispetto assoluto, con rispetto assoluto, non vorrei che molti di loro si preoccupassero di prendere il mondo, capito come? Perché io penso che conti anche là la testimonianza. Guardate, c'è un esempio di un'altra tradizione religiosa cristiana che è significativo. Gli anglicani un bel po' di anni fa hanno fatto prete le femmine, ok? Loro pensavano, prendiamo la gente, il senso era quello, no? Prendiamo la gente. Un po' di anni fa, lo dicono per tutto, perché l'hanno segnalato sociologi, un po' di anni fa, una domenica, non so se è il Daily Mirror, perdonatemi, un giornale inglese, ha fatto una foto di una chiesa anglicana che è passata, è diventato un documento, questa nel mondo sociologico, anche nella sociologia della religione, in chiesa c'era una vecchina, c'era una, capito? Loro pensavano, invece il mondo è andato ancora più in là, loro pensavano di avvicinarsi al mondo, il mondo si è spostato ancora più in là. Perché fanno fatica ad esserci vocazioni e le clarisse non sanno dove metterle? Faccio io degli esempi che so. Le clarisse non sanno dove metterle. Sapete perché? Perché sono giovani, questi qua sono giovani, stiamo parlando di gente giovane. Aspetta, perché giovani, belli come il sole, laureati, attenzione, Sì, non è che va là quello che è triste della vita. Giovani belli come il sole, perché i giovani preferiscono esperienze radicali, capito? Io credo che, come diceva Pascal, la storia sia una sinusoide. A noi non resta, come diceva prima il nostro amico del linguaggio, non ho saputo rispondere, quello so dire, a noi non resta che la testimonianza, perché la storia è una sinusoide, va su e giù, va su e giù. Questo schifo materialista in cui mi tocca di vivere, tosto o tardi finirà. L'orgia dei buontemponi finirà. E proprio i giovani, secondo me, questi pian pianino vedrà pian pianino, se seminiamo bene, saranno loro a recuperare, che non vuol dire che torniamo a farci la doccia una volta al mese, ma che recuperiamo alcuni elementi del passato che sono importanti e che sono immutabili.
alcuni elementi del passato, alcuni elementi della vita che sono immutabili. E questo, ripeto, lo facciamo se sappiamo, come ha detto lei, ricordando quelle parole che facevo prima, che mi sono piaciute perché le ho sentite dire, e a volte le cose semplici sono le più efficaci, raccontare la storia più bella del mondo. Quindi, se non avete altre domande, io concludo citando lei. Di storia più bella del mondo, no? Volevo appunto richiamarlo un attimino poi per fare una domanda. Cioè praticamente io da questa analisi un po' spietata, particolarizzata che ha fatto, però spietata sui giovani, mi sento quasi, voglio dire, ma cosa ho trasmesso allora io? Ho un completo fallimento, voglio dire, non sento che i giovani stanno fallendo, sento io in prima persona che sono fallito. E quindi non ho potuto trasmettere niente di buono e di positivo perché tranne qualche eccezione mi perdoni, sì. Lei ha capito bene perché io l'analisi spietata l'ho fatta sui giovani, L'ha fatta su di noi e quindi allora cerchiamo di togliere i fraintendimenti, non sono i giovani che sono persi, siamo noi, ecco. E volevo fare un'altra domanda. Nel senso no, che siamo noi. No, nel senso che noi delle volte pensiamo di essere immortali, no? Però sono i giovani che hanno un futuro, non noi. Noi non abbiamo più futuro, sono i giovani che hanno il futuro. Quindi la società è così e dobbiamo capire perché è così. E le volevo fare questa domanda per chiudere. Oggi a proposito di storia più bella del mondo, oggi è il Vangelo dell'adultera, no? Ecco. E Gesù misericordioso, usa la misericordia di fronte a questa donna, cosa gli dice? Non fa analisi di nessun genere, dice vai e non peccare più. Ecco, lei cosa direbbe? Direbbe la pietra o cosa direbbe? Beh, io sono un cristiano cattolico e non un ebreo di 2000 anni fa, tra i farisei lì. Questo è uno dei fatti che racconto nelle parabole di Gesù per segnare come Gesù, tra le altre cose, ha innalzato la donna. Per la vostra durezza Mosè ha fatto questo. E lui dice: donna, qualcuno ti condanna, nemmeno io, neanch'io ti condanno, va. Sì, però aspetta, gli dice vai, non peccare più, perché gli dice vai, torniamo a fare le festicciole. Prima roba. Gesù di Nazaret addirittura ha introdotto il concetto di laicità nella storia del mondo. Gesù l'ha introdotta, noi giacobini, come insegna i miei colleghi. Il grande Giovanni Sartori non credente, nei suoi testi di scienza politica diceva: quando nasce la laicità? Quando Gesù ha detto date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio. Gesù ha fatto anche questo, ovviamente era Dio, te credo. Era un parecchio intelligente Gesù, Quindi era un uomo che era Dio, però, perché le robe che ha fatto lui, io e lei non le facciamo, Anche se lui ha detto che noi, se avessimo creduto in lui, avremmo fatto cose ancora più grandi, ma io sono un miserabile peccatore, quindi per amor di Dio. È come quando la Madonna parla, dicevo l'altra sera, martedì e giovedì scorso, perché si parlava di credere, di verità della fede, di non verità, del confronto con chi non crede, del dimostrare e non dimostrare, le apparizioni della Madonna. La Madonna non che appare ai professori universitari, i mole tutti quanti, Io la vedo ogni giorno, i ragazzi come vedo? Sì, vedo la Madonna, adesso io a Motta o alla Basilica o ai Miracoli, e vedo la Madonna ogni giorno e sono convinto che mi vede e mi protegge, spero, anche se non merito nulla. Però anche quello è un bel segno di misericordia, no? Ma è chiaro, se è possibile non peccare più, capito? Siamo in un mondo lontanissimo, il mondo, specie del 68 in avanti, ha massacrato il corpo delle donne, altro che liberato, è uno schifo totale. La ragazza che mi ha detto è come se fosse arrivato un destro in faccia, prima me l'aspettavo, no? Sai quando ti aspetti le robe? Dopo, insomma, avendo letto 2 libri, mi è arrivato un pugno in faccia, tutta la notte ci penso. Però
ripeto, perché hanno fatto un massacro. Siamo in pochi, ha detto prima, e se anche i preti non fa, speriamo che anche i preti, insomma, giovani, ripeto, io qualcuno che conosco sono tosti, per fortuna. C'è quel rischio lì, no? Dovrebbero capire che si può accogliere la gente, invece se fai qualcosa di diverso, se ti fai qualcosa di diverso accogli la gente. I giovani, ripeto, sono attratti se fai qualcosa di diverso. Spesso qualcosa di diverso è fare qualche cosa che si faceva una volta. Vi ho fatto l'esempio dei calcetti prima e tanti altri esempi che vedo che i ragazzi ti ascoltano se hai qualcosa da dire. Gli racconti la Shoah, non gli racconti niente dei gulag. Io gli ho raccontato cosa è successo quest'anno il 26-27 gennaio 1943 a Nikolaevka. Gli ho raccontato cosa hanno fatto gli alpini a Nikolaevka, a ragazzi di quinta superiore, che a volte iva fuori di sé nemmeno quando è andata la prima guerra mondiale. Vi posso giurare, vi posso assicurare che ho visto ragazzi con i lucciconi, perché il problema è che bisogna appunto essere credibili, preparati, avere un po' di fede, un po' di grazia di Dio, sì, forse anche un po' di grazia di Dio, un po' di grazia di Dio. Ecco, quindi, a proposito di cattolici, chiudo. Vi cito un grande personaggio che diceva così, era matto anche quello però, era un grande sto qua. Sentir riprese e meditare. Questo ci portate, oggi portatevi via questa roba qua. Sentir riprese e meditare. Di poco essere contento. Conservare le mani pure e la mente. Delle umane cose, tanto sperimentare, quanto ti basti per non curarle. Non far tregua coi vili, non ti far mai servo. Il santo vero mai tradir. Né proferir mai verbo che plauda al vizio e la virtù derida. Questo qui era Alessandro Manzoni nelle considerazioni sulla morale cattolica. Buona giornata. Allora un ringraziamento a Giuseppe. Tu resti qui fino a mezzogiorno e mezzo, dici a restare. Allora adesso inizieremo.